Tutto negli ultimi 90 minuti di campionato, l'ambita a promozione in Serie D si decide nella 30ª giornata del girone B d'eccellenza. 3 squadre nell'arco di appena 3 lunghezze, vittoria che culla il sogno della rimonta, ma allo stadio Gianni Cosimo i padroni di casa, reduci dallo 0-7 contro il Città di Mister Bianco, ospitano l'Imesi Atletico Catania, Etnei, avversario da non sottovalutare, che occupano il sesto posto in classifica. I biancorossi sono chiamati alla vittoria, ma non basterà, perché il Milazzo batte la Ionica di misura Santa Teresa di Riva e torna dopo 15 anni nel massimo campionato dilettantistico. La formazione del Vittoria per affrontare l'Imesi Atletico Catania: Cirnigliaro, Slojkowski, Montefusco, Sferrazza, Vitiello, De Jesus, Lonigro, Fortunato, Jalò, Esposito, Lucarelli. Risponde l'Imesi: Busà, Trovato, D'Arrigo, Godino, Maimone, Rimmaudo, Anastasio, Leonardi, Bello, Pannitteri, Fama. Si parte subito forte col calcio di punizione che si stampa sul palo a opera di Lucarelli. Al 18esimo ancora Max Lucarelli per Diogo Fortunato, esplode la conclusione col mancino, respinge ancora bene Busà. Minuto 22, il Vittoria imperversa nell'area di rigore avversaria, pallone all'indietro per Lonigro, anche lui col mancino che dà soltanto l'illusione del gol. Al 40esimo però, alla prima vera occasione, passano gli ospiti col pallone per Giovanni Leonardi che sterza destro a giro, meraviglioso, 0-1 al Gianni Cosimo, un gran gol quello realizzato da Giovanni Leonardi a 5 dalla fine del primo tempo. Finisce così la prima parte di gara, tanto vittoria, ma in vantaggio c'è l'Imesi Atletico Catania grazie alla firma meravigliosa di Leonardi. Possiamo partire con il film della ripresa. Passa un minuto, il Vittoria alla ricerca del gol del pareggio, ancora con Diogo Fortunato tra i migliori di questa stagione. Allarga a sinistra per Vitiello che salta il diretto avversario, cerca la trivela in corner Busà. Minuto 51, Lonigro per vie centrali, Diogo Fortunato conclude con il destro che finisce però sul fondo. 58esimo, entra Diop per De Jesus. Al minuto 69, staffetta tra i pali, fuori Cirnigliaro e dentro Malandrino. Mancano gli ultimi 20 minuti al Gianni Cosimo, cross dalla sinistra di Diop, arriva in qualche modo a Lucarelli che da pochi passi non riesce a dare concretezza. 77esimo, il cross stavolta è dalla destra, Slojkowski pesca Esposito che però la manda fuori. 84esimo, punizione di Lonigro messa dentro per Ardes, colpisce e si guadagna un calcio d'angolo proprio dal corner che segue l'ultima occasione per il Vittoria. Questo contatto tra Montefusco e Trovato porta al fischio, però contrario in favore degli Etnei. Finisce così al Gianni Cosimo, il Vittoria conclude al terzo posto nel girone B e si giocherà le chance di playoff in casa del Modica. Amici di Wisport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.